L'avventura della scienza. Tempo ormai i robot hanno lasciato i libri di fantascienza per vivere nel nostro mondo. Li troviamo ovunque, in fabbrica, in casa, in sala operatoria, nello spazio, in operazioni di salvataggio, perfino nei campi da gioco. Di robot parliamo insieme ai nostri invitati, il professor Andrea Bonarini, che insegna intelligenza artificiale al Politecnico di Milano, il professor Stefano Panzieri, che insegna reti e sistemi per l'automazione all'Università Roma 3, il professor Eugenio Guglielmelli, che insegna bioingegneria industriale all'Università Campus Biomedico di Roma, il professor Bruno Siciliano, che insegna robotica all'Università di Napoli Federico II ed è presidente della Società Internazionale di Robotica. Allora, professor Siciliano, al di là dei libri, dei film di fantascienza, qual è la definizione di robot oggi? Bene, i libri di fantascienza, da Frankenstein a Metropolis, da Guerre Stellari a Blade Runner, per finire al più recente Io Robot, hanno indubbiamente condizionato l'immaginario collettivo, che ha sempre visto il robot come un androide che parla e cammina, che vede e sente, che ha una gestualità e una reazione assolutamente simili a quelle umane. In realtà la definizione più corretta del termine robot, che deriva di origine slava e deriva da robota, che significa letteralmente lavoro esecutivo, lavoro subordinato, fa riferimento a una macchina automatizzata che ha mansioni di ausilio al lavoro umano, quindi diciamo per sostituire o eventualmente migliorare la qualità del lavoro umano. Ma per comprendere meglio la definizione di robot, probabilmente è opportuno fare riferimento a quella che in campo scientifico viene normalmente adottata come definizione di robotica. Bene, la robotica viene vista come quella scienza, quella disciplina che studia la connessione intelligente tra percezione e azione. L'azione è provvista da un sistema meccanico che tipicamente ha un apparato locomotorio, quindi delle ruote, dei cingoli, delle gambe artificiali, e un apparato di manipolazione. Pensiamo a braccia artificiali, a organi di presa, a mani, a utensili in campo industriale. La parte percettiva è fornita da un sistema sensoriale, quindi sensori di posizione per misurare lo stato del sistema meccanico, sensori di natura esterna, quindi intendo dire sensori tattili, sensori di forza, telecamere, che siano in grado di misurare lo stato dell'ambiente. La parte intelligente è fornita da un sistema di controllo, un'unità di governo, e se riflettiamo un attimo, questa intelligenza funziona con un principio fondamentale, che è il principio del feedback, della retroazione. E lo stesso principio è quello che ritroviamo proprio nel corpo umano, quindi si sposa la definizione di androide anche dell'immaginario collettivo. Ecco, professor Guglielmelli, a questo proposito, un robot è progettato per essere simile in cosa a un essere vivente? Beh, in fondo gli stessi componenti fondamentali di un robot, gli attuatori, i muscoli, i sensori, i recettori sensoriali sul nostro corpo, il sistema di elaborazione delle informazioni che controlla le parti meccaniche, lo scheletro, i tessuti del nostro corpo, sono presenti negli esseri viventi, così come abbiamo sentito essere componenti fondamentali appunto dei robot. Questa similitudine può far capire come la natura in fondo sia una fonte inesauribile di soluzioni applicabili in ingegneria per lo sviluppo di sistemi meccatronici artificiali. Ed esiste una disciplina che è la biomeccatronica, che studia proprio l'analisi, la modellazione degli esseri viventi per sviluppare macchine artificiali innovative. E ad esempio la biomeccatronica si occupa dello sviluppo di protesi biomimetiche, protesi di arto che possono essere simili, emulare il funzionamento, il comportamento motorio e sensoriale della mano umana e anche essere interfacciati direttamente. Una delle frontiere di ricerca è proprio l'interfacciamento diretto col sistema nervoso, bidirezionale, per restituire anche sensazioni tattili a un amputato, ma anche imitare ad esempio il
volo degli insetti per costruire micromacchine in grado di monitorare l'inquinamento atmosferico o imitare il moto di un geco o di un lombrico per sviluppare sistemi che possono navigare nelle condizioni che offre il nostro corpo umano, l'apparato digerente ad esempio. Quindi un mondo sicuramente affascinante anche per i nostri studenti. E tra l'altro è importante notare come lo sviluppo di sistemi biomorfi ispirati al mondo biologico possa essere anche uno strumento per la ricerca in biologia e in neuroscienze. Ecco, professor Panzieri, un robot e l'intelligenza, i rapporti. Un robot può essere considerato una macchina intelligente? Ma sicuramente, io però prima di parlare di intelligenza parlerei di autonomia, che forse è una delle cose più importanti. In realtà fino ad oggi i robot sono stati utilizzati in contesti abbastanza ripetitivi, però c'è una domanda sempre più forte proveniente dalle aziende, dalle società di servizio per oggetti che godano di una certa autonomia in grado di rapportarsi con il mondo reale. Ecco, proprio il fatto di potersi rapportare e confrontare con situazioni reali, questo è autonomia e se permette a questo punto io darei anche una piccola definizione di intelligenza, dicendo semplicemente che nel momento in cui abbiamo una macchina che è dotata di sensori e in qualche modo ha degli obiettivi e implementa delle strategie che bene o male dovranno ancora adattarsi al particolare contesto, ma insomma implementa delle strategie per realizzare questi obiettivi, beh allora in effetti io sono d'accordo nel definire intelligenti queste macchine. È importante probabilmente anche definire correttamente il contesto all'interno del quale queste macchine si muovono. Può fare un esempio di questa macchina con sensori che in qualche modo definisce intelligente? Ma certo, io direi che noi potremmo immaginare una macchina che deve acquisire delle informazioni, per esempio, per pulire una stazione di una metropolitana. È chiaro che una stazione della metropolitana è sempre uguale, però le cose che devono essere raccolte e asportate sicuramente si trovano in posti sempre differenti, per cui l'insieme delle strategie definite all'interno di questa macchina in effetti potranno, unite ai sensori, portare alle azioni che saranno necessarie a compiere questo task, questa azione. Ecco, professor Siciliano, nell'industria quanto è importante avere dei robot funzionanti, dei robot operai? Ma non è un caso che i robot hanno trovato proprio la loro più larga diffusione in campo industriale, temporalmente a partire dagli anni 70. Quali sono le ragioni che hanno favorito questa larga diffusione in campo industriale? L'abbattimento di costi, l'incremento della produttività, il miglioramento della qualità del prodotto e forse l'aspetto più importante, la riduzione dei rischi e delle alienazioni che gli operai che lavoravano in fabbrica erano costretti a subire in qualche modo. Ora, rispetto proprio a quanto diceva il professor Panzieri, il concetto di robot operaio riguarda fondamentalmente un contesto in cui il robot ha scarsa autonomia. Il robot viene preprogrammato per eseguire una serie di operazioni ripetitive e le operazioni sono sempre le stesse sui vari turni di lavoro. L'operazione campione classica che esprime in maniera evidente questo concetto di ripetitività è l'operazione di pick and place, cioè l'operazione di prendere un pezzo e spostarlo da un punto all'altro della cella. Ma i robot creano lavoro, creano opportunità oppure lo tolgono in fabbrica? Questa è una domanda alquanto delicata perché è chiaro che c'è una sostituzione di lavoro manuale. Però quello che in realtà è avvenuto negli anni 80 e negli anni 90 è una riconversione del lavoro in fabbrica. Chiaro che rispetto all'alienazione di operazioni tipo quelle che descrivevo prima, cioè delle operazioni ripetitive, noiose, alienanti, si è venuta a creare la necessità di una nuova figura professionale in campo industriale, che è quella ad esempio del programmatore di robot,
del supervisore di una cella robotizzata, e quindi ci muoviamo inevitabilmente verso più gli aspetti informatici della disciplina. Ecco, può fare un esempio di un robot che lavora in fabbrica? Ma le operazioni classiche che poi hanno favorito la grande diffusione dei robot è nel settore automobilistico, come lei diceva nell'introduzione, cioè per la produzione, il montaggio, l'assemblaggio dei vari pezzi di un autoveicolo ci sono una serie di robot che eseguono delle operazioni in maniera più o meno coordinata e sincronizzata, e queste operazioni possono essere il montaggio di una scocca, il montaggio dei pistoni nei cilindri di un blocco motore e quant'altro. Ecco, professor Bonarini, si può dire che i robot ormai sono entrati nella nostra società, ne fanno parte? In un certo senso sì, nel senso che ormai fanno parte del processo produttivo e sono diventati indispensabili nel processo produttivo. Ormai ci sono però molte aziende e anche stati come il Giappone e altre entità che stanno investendo per avere i robot davvero nella società, quindi per poter portare i robot intorno a noi in maniera che possano collaborare con l'uomo e vivere in qualche modo insieme all'uomo. Vivono insieme all'uomo, sono un po' compagni di corso nella nostra vita. Ecco, degli esempi, dove sono più utili, la sua esperienza? Già adesso vediamo dei robot che sono anche venduti da televendite e prodotti anche in Italia, che sono in grado di pulire degli ambienti, quindi con una specie di aspirapolvere piuttosto che dei robot che tagliano erba. In un prossimo futuro vedremo dei robot che sono in grado di portare in giro materiali, ad esempio in un ospedale, seguendo ad esempio degli infermieri, piuttosto che appunto fare delle operazioni di pattugliamento, di sorveglianza, piuttosto che ancora aiutare, diciamo, in vari compiti, piuttosto che affiancare davvero l'uomo in attività di gioco, ad esempio, quindi robot di intrattenimento sia per bambini piuttosto che per anziani. Ecco, professor Guglielmelli, i robot negli ospedali come possono essere di aiuto? Degli esempi? Sicuramente la medicina è un campo molto promettente per le applicazioni in robotica. Alcuni esempi, tra quelli già più diffusi, possono essere l'utilizzo in chirurgia assistita. Quindi sfruttare le capacità di posizionamento fine di un utensile del robot per forare un osso, predisporre ad esempio l'impianto di una protesi d'anca, riducendo tutti i possibili effetti negativi che una lavorazione non corretta potrebbe comportare per il paziente, per la sua capacità di camminare o di dover essere quindi rioperato, ma anche in settori come la chirurgia mini-invasiva, quindi pratiche non tradizionali, laddove al robot viene delegato il compito di reggere tutte le cannule che entrano da piccoli forellini nel corpo umano, e il medico opera da una stazione come se operasse un videogioco, controllando dei joystick, dei pedali davanti a uno schermo a qualche metro dal paziente, per aumentare la destrezza, la capacità del medico di operare all'interno del corpo con utensili miniaturizzati. I risultati di queste tecnologie robotiche così avanzate quali sono? Cosa vede? Dunque, esistono, come dicevo, già in commercio apparecchiature di questo tipo installate anche in Italia, in vari ospedali italiani, e i risultati sono incoraggianti, nel senso che l'utilizzo del robot permette effettivamente un miglior decorso post-operatorio, anche se ovviamente sperimentazioni cliniche su larga scala sono necessarie per capire quali sono le procedure e anche capire come organizzare il lavoro intorno alla macchina, come sempre è necessario per rendere il tutto efficiente e costo efficace. Inoltre è sicuramente ipotizzabile che questa è solo una prima generazione di macchine di questo tipo che sta per essere introdotta, perché è il lavoro del medico e dell'ingegnere nel concepire queste nuove macchine, anche utilizzando componenti appositamente pensati per l'applicazione in medicina, mentre le macchine attuali spesso usano manipolatori derivati dall'ambiente industriale. Solo questo tipo di approccio potrà probabilmente realizzare macchine effettivamente capaci di introdurre una discontinuità anche nei risultati poi del trattamento dei pazienti. Professor Siciliano, oggi si parla di robotica avanzata. Che cos'è l'avanzamento in robotica? L'avanzamento riguarda una spiccata caratteristica di autonomia. L'avanzamento riguarda le applicazioni in ambienti ostili, quindi ad esempio le applicazioni in campo spaziale, in campo sottomarino, le applicazioni per
robot che vanno a manutendere plasmi nei reattori nucleari, applicazioni militari purtroppo. Ci sono poi una serie di applicazioni